Siamo nel mezzo della festa di Natale del Cus Cagliari, io ho due microfoni ma soprattutto al fianco João Pedro. Ciao João! Ciao a tutti. Numero 10 del Cagliari che di solito indossa una maglia rosso-blu senza la scritta Cus, però ti chiedo com'è stata la tua estate al Cus Cagliari? Sì, l'estate è stata sicuramente un momento un po' meno bello, però l'ho vissuta una grande preparazione qui al Cus, che comunque ha una struttura da squadra grande, e mi hanno dato sicuramente una grossa mano. Senti, cosa hai trovato di bello qui al Cus? Le persone, la gente, hai parlato con i tecnici, ti sei fermato con i bambini dell'hockey, hai fatto gli autografi, ti sei un po' ritrovato in questa estate qui al Cus? Sì, era un'estate dove dovevo allenarmi da solo, sicuramente loro, al di là di accettarmi che potevo allenarmi qua, comunque mi sono stati vicini, veramente tutti quanti, era sempre pieno, ero sempre tutti vicino, mi hanno anche aiutato, quindi è stata un'estate in un momento complicato dove sicuramente è uscito e creato più che altro un grande rapporto. Senti, cosa auguri ai bambini e ai ragazzi del Cus per questo Natale? Auguro sicuramente che Dio li possa realizzare tutti i loro desideri e che sia sicuramente un anno 2019 grandioso. Grazie mille João Pedro, grazie.